Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Siamo in collegamento con il dottor Diego Tommasi del CREA Viticoltura ed Enologia di Conegliano. Buongiorno dottor Tommasi, buongiorno, ciao Diego. Buongiorno, ciao Renzo, buongiorno a tutti. Buongiorno. Con il dottor Tommasi ci eravamo lasciati ad aprile quando in occasione di uno dei nostri approfondimenti avevamo fatto il punto sulle gelate del 7 e dell'8 aprile e quindi il punto sulle viti. Diego, cos'è successo? Come si sono riprese poi le viti da quel fenomeno? Sì, diciamo che fortunatamente, questo avevamo già detto, la gelata non ha interessato la collina, quindi tutte le colline da partire da Treviso e arrivare fino a Verona non ci sono state conseguenze o danni, ecco. Diverso invece per quanto riguarda la pianura, sappiamo che principalmente, dato proprio come hai detto tu, questa gelata anticipata, è la varietà Glera che in quella fase aveva già iniziato il suo germogliamento. Diciamo quindi che nelle aree di pianura ci sono stati un po' di danni e purtroppo non recuperati poi dall'emissione dei germogli secondari che quest'anno sono risultati veramente poco fertili. Per cui se dobbiamo considerare qualche danno, vitigno, glera, zone di pianura e soprattutto per la mancata fertilità, ecco, diciamo, dei germogli che si sono poi sviluppati in sostituzione di quelli che erano stati colpiti dal gelo. Sulle altre varietà non ci sono state conseguenze, se non eventualmente per giovani impianti appena messi a dimora, ma anche in questo caso poi le gemme sono ripartite. Per cui se dobbiamo considerare qualcosa è sulla glera area di pianura. Ecco, va detto poi che dopo quelle gelate lì tardive di aprile è seguito un prolungato periodo di abbondanti precipitazioni che poi è proseguito per tutto maggio quasi. Quindi la situazione oggi come si presenta nel vigneto veneto? Sì, hai detto bene, diciamo che da quella gelata poi è stato quasi un tormento continuo. Ehm, il mese di maggio è stato caratterizzato per abbondanti ma soprattutto frequenti precipitazioni. Guardate, ho fatto una piccola statistica ai giorni scorsi partendo dal 1960. Allora, se consideriamo i mesi di maggio con più di 150 mm, dal 60 al 2000 ce ne sono stati 10 di annate con più di 150 mm nel mese di maggio, dal 2000 al 2020 ce ne sono 7, per cui praticamente quasi il doppio. Per quanto riguarda i giorni di pioggia o comunque i giorni di nuvolo, sempre dal 60 al 2000 erano 21 giorni con più di 15, 21, esatto, 21 annate, scusate, 21 annate con più di 15 giorni di pioggia. Dal 2000 al 2020 ce ne sono già 10 di mesi di maggio con più di 15 giorni di pioggia o comunque 15 giorni nuvolosi. Quindi vedete esattamente il doppio, no? 21 dal 59, dal 60 al 2000, 10 dal 2000 al 2020, mesi di maggio con più di 15 giorni di pioggia o di nuvolo. Quindi questi eventi così perturbativi si stanno esattamente raddoppiando rispetto al quarantennio 60-2000. Abbiamo avuto quindi in questo maggio molte precipitazioni, molte giornate di nuvolo. Fortunatamente ci sono state delle finestre per poter fare i trattamenti. Diciamo che quello che ha inciso maggiormente non è tanto su un punto di vista sanitario, perché ci sono sì dei focolai, ma insomma diciamo che finora la situazione sanitaria è sotto controllo. Purtroppo ciò che ne ha rimesso sono i suoli, perché i suoli si è dovuto trattare, anche se i suoli erano pesantemente bagnati, quindi con grossi danni alla struttura e alla portanza dei suoli. Direi che forse più fortunati sono stati quelli che previdenti avevano lavorato con interventi di arieggiamento o di decompattazione dei terreni, quindi sono riusciti a sgrondare più facilmente e hanno potuto transitare con maggior facilità e creando minori danni. La collina da questo ne è abbastanza esente, sono i vigneti di pianura dove le conseguenze sono abbastanza pesanti. Bisognerà forse anche già intervenire nelle prossime settimane a riarieggiare i terreni o comunque sicuramente poi nel mese invernale. Quindi diciamo che da un punto di vista sanitario siamo tranquilli, siamo però il mondo viticolo è in forte fibrillazione perché le infezioni si manifesteranno da qui ai prossimi 15 giorni. Per cui lì si capirà se veramente il vigneto sarà sotto assedio sanitario oppure se insomma in qualche modo la lotta è stata eseguita correttamente e possiamo quindi sperare di aver passato questo brutto periodo.
Ecco, Diego, a proposito dei prossimi 15 giorni, ricordiamo che il 16 di giugno, alle ore 9:30, si terrà il primo focus del trittico vitivinicolo Veneto, ormai uno storico appuntamento organizzato da Veneto Agricoltura, Regione Veneto, con il CREA Viticoltura ed Enologia, l'Università di Padova e il centro meteo di Teolo dell'ARPAV. In quell'occasione approfondiremo tutto quello che stiamo dicendo adesso in maniera dettagliata per capire cosa è successo al vigneto Veneto e cosa bisognerà fare per andare incontro in maniera positiva alla prossima vendemmia. Diego, come ultima domanda volevo chiederti una cosa. Noi possiamo individuare delle aree maggiormente colpite da questo andamento meteo non certo positivo, oppure la cosa è un po' generalizzata? No, direi che la cosa è generalizzata, perché dobbiamo pensare, uno, che siamo in ritardo di circa 15 giorni sulla fioritura tradizionale. Quindi già pensiamo che la vendemmia, per quanto possa essere poi calda l'estate, sarà una vendemmia posticipata di almeno 10 giorni, e su questo siamo sicuri. In tutte le aree comunque il vigneto adesso si presenta un vigneto con minor vegetazione rispetto al normale, è una vegetazione più stentata, più gialla, i terreni sono ancora freddi, per cui abbiamo bisogno adesso di alcune settimane di caldo affinché il vigneto possa in qualche modo riequilibrarsi, e certamente dovrà essere aiutato anche con delle concimazioni in post fioritura, anche con delle lavorazioni ai suoli per accelerare il loro riscaldamento, per cui abbiamo un vigneto che in questo momento è in sofferenza, è un vigneto che è in ritardo, e quindi da adesso alle prossime settimane ci sarà da lavorare molto, proprio per ridare un po' di riequilibrio al vigneto. In termini quantitativi è un'annata su medie quantità, non ne abbiamo tantissime, ma non c'è tantissima produzione, ma la cosa importante è che ci vuole adesso caldo, altrimenti se ritorna pioggia avremo che la fertilità per il 2022 sarà già compromessa. Quindi già adesso il mese di maggio in qualche modo può aver inciso, ma se ci saranno 2 o 3 settimane di bel tempo avremo una differenziazione a fiore che sarà su livelli normali e non, come dicevo prima, bassi, dovuti al brutto tempo di queste settimane. Quindi questo è come si presenta il vigneto oggi, un vigneto che ha bisogno di caldo e di interventi molto accorti da parte del viticoltore per i motivi che vi ho detto: riequilibrare la vegetazione con interventi sia al suolo che sulla vite stessa. Bene, ascolta Diego, ultimissima domanda e poi chiudiamo. Il 16 di giugno, in occasione del focus del trittico, parleremo poi anche di viticoltura di precisione. Interverrà anche l'Università di Padova nello specifico, ma anche il CREA di Conegliano con delle esperienze concrete. Ci spendi 2 parole, ma proprio 2 per piacere. No, è quello che vorremmo, il messaggio che vorremmo passasse con questi 2 interventi del professor Sartori di Padova e di Davide Boscaro, qui del nostro centro di ricerca, è che la viticoltura di precisione potrà avere un futuro solo se sarà semplificata, gli saranno tolte tutte quante quelle sovrastrutture che fanno tanto piacere agli ingegneri ma fanno poco piacere al viticoltore. Per cui il messaggio e gli esempi che porteremo saranno proprio su questa direzione: una viticoltura di precisione applicabile al vigneto solo se sarà semplificata per renderla più applicabile ed estensibile anche a chi non ha grandi competenze in questo settore. Bene, allora ci diamo appuntamento per il 16 di giugno alle ore 9:30 sulla piattaforma Zoom. Comunque seguite Veneto Agricoltura, vi forniremo tutte le informazioni e le coordinate per collegarsi a questo importante evento. Ringraziamo il dottor Diego Tomasi del CREA Viticoltura ed Enologia per essere stato ancora una volta qui con noi oggi, e ci diamo appuntamento quindi a metà giugno, il 16 di giugno. Un saluto a tutti e arrivederci.